Questa è l'isola di Cefalonia. Quando abbiamo conosciuto Rosario eravamo da queste parti e adesso siamo qua. E poi ci imbarcheremo, credo, qui su per raggiungere la terraferma. Guardate anche queste, che spettacolo di escursioni, si pesca e si mangia a bordo. Che meraviglia! E si visitano posti molto belli. Tutto questo a Cefalonia. Non so quanto costi, qua non c'è scritto, mentre invece c'è scritto queste per Zante, che è l'altra isola, Zante Cruise, però forse è sempre qua vicino a Cefalonia, si chiama Navajo Beach. È stupenda, Beach, stupenda, guardate il colore del mare, e costa 48 euro per gli adulti e 25 per i bambini, dalle 8:30 alle 15:30. Oppure c'è quello che vorrei fare io per un sottomarino. Comunque questa parte mi piace moltissimo, è la parte turistica, piena di locali. Da questo divano, Dado, ti piace? Sì. Addirittura i tavoli e le sedie in spiaggia. Sarebbe molto bello per una cena. I locali belli. Guardate questo. Queste devono essere le barche che usano per fare pescaturismo, che portano a largo, pescano e mangi qua sopra. Stavamo ragionando e chiacchierando con Dado e valutando se poteva piacerci fare una vita da pescatore. Penso di sì. Guardando queste due persone che adesso vi faccio vedere, vedo che sono molto in pace. Vedete sopra questa barca uno che prepara le lenze, gli ami, e sono sopra la loro barca tranquilli. La vita in mare deve essere bella. Un grande sì. Nel diesel. Stavamo anche ragionando su quanto sporco questo mare. Sì, qua nel porticciolo c'è un po' guarda, di diesel. Filma di là. Per 100 euro, papi, te lo faresti qua il bagno? No. Però mi piacerebbe salire su quella barca domani e andare in mezzo al mare a pranzare lì. Sempre che non mi prende un po' di mal di mare e così neanche a pranzo. È probabile che poi alla fine sei in mezzo al mare, anziché venirti voglia di mangiare ti viene voglia di rimettere. Con Dado stiamo scegliendo la barca che ci piacerebbe di più. Beh, queste non sono brutte, eh. È un bel gomoncino col tendalino, non sarebbe male, anche uno così. Ti ho fatto salire apposta. E adesso nuovamente nel nostro camperone, vero Dado? Sì, ma prima facciamo una bella doccia. Ci facciamo una bella doccia, ce li abbiamo proprio qua di fronte e poi ceneremo. Ci facciamo la doccia. Io ho già fatto. Noi ce la facciamo adesso. Prima devo bere un po'. Cosa stai organizzando, Ri? Il spezzatino. Ah, che buono. Con patate? Sì, era congelato ancora, quindi l'unico modo era tagliarlo a pezzetti per farlo scongelare velocemente. Ah sì. E poi va bene, noi andiamo a farci una doccia e poi torniamo qua. Io mi sono messo il costume che ho usato per fare il bagno già bagnato. Così lo lavi. Così Sì, lo lavi. così non devo neanche Veramente bagnare. che l'avevo già lavato io. Va bene, andiamo a lavarci. Prendi gli accappatoio neanche. Sì, prendete, vedi. Ah! È freddo. I primi secondi è una trollata assurda questa doccia. I primi secondi esce calda. Certo che quando troviamo le docce è comodo, è uno spettacolo, perché adesso rientriamo in camper, belli puliti, salsedine tolta e quindi si sta molto bene. È indispensabile, anche perché Rita stamattina ha rifatto tutti i letti a nuovo, quindi ci sono le lenzuola pulite. Da sottolineare, ha rifatto i letti, non le lenzuola, ha rifatto. Si dice ha rifatto i letti. Si
Oggi anche ha cambiato le lenzuola. Sì, anche. A casa mia, non a Anche. 20:54 di sabato 16 luglio. È arrivata l'ora di cena. Oggi Rita a stappare il vino. Pezzatino con patate e una verdura mista con tutto. Non è il posto più bello della Grecia, però è sempre bellissimo. E cenare di fronte a un posto del genere ci piace tantissimo. Sembra che non ci siano neanche zanzare, mosche, vespe, niente, quindi si può tenere aperto. Beccati. Comunque queste insalate che fa Rita sono spettacolari, direte è una insalata, però ci vuole anche fantasia. Cosa tutto hai messo? Ho messo peperoni. Aspetta. Ho messo pomodori, peperoni, cetrioli, olive, cipolle. Li ho fatti prima addolcire con un po' di sale e acqua. E poi ho messo origano, basilico. Zucchine. Cosa c'è? Anche zucchine? No, zucchine non ce n'è, un po' di verdura verde, qualche fogliolina di verdura verde e stop. Origano, sale e olio. Buonissime comunque, eh. Complimenti Rita. Grazie. Comunque i vini non li sto più inquadrando perché penso che nessuno ci capisca nulla vedendo le scritte, però qualche greco che ci segue o qualche altra persona. Oggi beviamo questo, neanche lo pronuncio amici, però è molto buono. Fammi vedere. Ok, rigiro. Leggi tu da. Vai. Buono, sì. Sembra più cinese. Sì, Vabbè, che perché, greco. perché io leggo il greco, lo traduco in giapponese, Ah. poi voi dovete tradurre in certo. giapponese. Vi saluto da spiaggia Catelios con la K. Sono appena svegliato e si vede, non dovrei neanche dirvelo. C'è una calma assurda. Ci sono 23 gradi e 3 fuori, infatti abbiamo dormito divinamente. Con queste temperature si sta proprio benissimo in camper, è la temperatura ideale. Lì c'è il monello che adesso si deve alzare per forza e fare la sua nuova colazione con le uova, il prosciutto, la spremuta d'arancia, il formaggio. E ieri gli è piaciuta molto. E poi niente, oggi prenderemo un po' di sole, lavorerò un po' al computer, niente di che. Siamo agli ultimi giorni a Cefalonia. Poi torniamo nella terraferma, non vedo l'ora. E voglio scendere verso il Peloponneso, ho sempre sentito parlare. Ed è ora anche di andarci. Spremuta e poi prosciutto e formaggio. Una bellissima colazione anche per Dato. Sono contento che ha cambiato ogni giorno il latte e cornflakes. Non è il massimo.
Buongiorno ragazzi, oggi seconda colazione di questo tipo. Però papà, mannaggia, mi ha ridotto cioè mi ha messo meno roba, questo non va bene, papi. Io voglio più roba. No, perché ieri non sei arrivato allo spuntino, cioè sei arrivato allo spuntino senza appetito e tu devi alle 10:30, 11 rimangiare. Bam! No! È buona questa colazione nuova. Anche la mia, sempre con il rumore del mare a fianco da notare. Siamo pronti? Vado, Adesso ragazzi vediamo questo posto dall'alto perché non ho visto neanche bene la costa, tranne la passeggiata che abbiamo fatto ieri con Dado, ma la vediamo adesso. Si parte. Ragazzi, ci siamo salutati alle 7:30 del mattino. Vi ho fatto vedere il posto, le colazioni, poi vi ho fatto vedere una dronata, che a me non è che mi faccia impazzire questo posto, però comunque dall'alto si vede sempre meglio tutto. E poi è domenica, oggi domenica 17 luglio. Sono risalito in mansardina alle 8:30, mi sono svegliata alle 11:30. Adesso è 12:15, quindi mi sono fatto altre 3 ore di sonno, ne avevo bisogno, siccome non ho i carabinieri dietro che mi inseguono, mi sono rifatto un bel riposino. Buongiorno Rita, buongiorno. Rita nel frattempo ha cucinato, ha fatto delle patate, delle carote, delle uova e fa una specie di insalata. Semplice, no? Molte volte Rita tira fuori le parole. Ah, ecco le patate. Ecco le patate. Sta cucinando con la cucina induzione, guardate. Ogni tanto va sotto di 20, ma poi carica 49-50 ampere. Guardate quanto sta caricando adesso. Vedete, va sotto di 20-30, ma li ricarica subito perché è un impianto tremendo. Praticamente non stiamo usando corrente, stiamo cucinando con il sole e così. Con quelle cose in mano sei pericolosa. Tolgo perché poi mamma c'ha le mani. No, è pericoloso, lo vedi il bambino scappando. C'ha le mani di burro con quel coltello se mi cade. Sembra un po' Jack lo squattatore. Poi cosa devi fare? Facciamo il pollo in tegame. Perché c'è il pollo. Vabbè, quello che c'è in freezer ci mangiamo. E andiamo a farci un bagno anche? Sì, andiamo anche a farci un bagno. Nel frattempo che cuociono le uova, però faccio questo. Un'altra cosa importantissima, è stato ultimato il mio regalo di compleanno da parte di Davide.
sempre mentre dormivo. Guardate che bello. Davide aveva fatto la manina Ti amo Papino 2022 Sì. e insieme a Rita stamattina hanno fatto il bel quadretto. Sembra veramente è un effetto come se fosse come si chiamano quelle cornici dei quadri? Anticata. Sì, bello. Grazie. E sto Ti amo Papino è fantastico. Prego, Papino. E qua ho tutti i suoi regalini e guardate, il papino numero 1, questo doveva essere di un altro, forse di un Natale o di un altro anno, non lo so. Qui c'era addirittura: oggi è il giorno perfetto per esprimermi, adoro quando mi abbracci di notte, ti voglio tanto bene. Questo era sempre per me. Forse per una festa del papà. Forse anche la materna No, me l'hai fatta in camper da poco, ma che è la materna, me lo ricordo io, certo. Comunque questo è tutto il nostro angolino dove appendiamo le cose e basta, perché poi non è che ci piace riempire il camper quindi un disegno di Davide che cambia ogni tanto e i miei regali e 2 piume che abbiamo trovato in viaggio incredibili. Guardate questa blu. La blu però mi spiace dirlo, ma è artificiale. Adesso al mare a farci il bagno prima di pranzo. Sto filmando Rita Borghesi alle prese con un misero pollo. I prodotti della terra noi usiamo. Quello che ci capi, quello che pascola di fronte al nostro campo. Acchiappiamo. Acchiappiamo e lo mettiamo in padella. Beh, andiamo a farci il bagno? Sì, certo. Sei pronto? Prendo la maschera e sono pronta. Ce l'abbiamo lontano il mare dal campo. Cado dal camper e finisco in acqua. Ci vediamo per pranzo noi amici e non vi portiamo sott'acqua, va bene? Anche perché non sappiamo se avete mangiato da poco, avete la maschera, quindi andiamo solo io e Dado. A dopo amici. Siamo arrivati al pranzo amici, guardate che meraviglia. Sempre il mare a fianco. Pollo alla cacciatora. Ciao. Ciao. E un po' di verdure misto con patate, che buone queste, con olive, carote e cipolle. Va bene Ri? Benissimo amore, buon pranzo. Buon pranzo, brava Rita, che bella che sei, vieni qua. Buon pranzo, appetito. E niente ragazzi, e qua l'avete già visto. Ragazzi, state sempre a guardare i video, ma quando ci raggiungete per pranzare tutti insieme? Noi siamo qui, vi aspettiamo. Tu sei pronta per cucinare per 44.000 persone? Anche no. Andiamo al ristorante. Tutti al ristorante. Alla romana però. Romana. Ormai pesca col vino. Una bella innaffiata di vino. Ci sta, La tua però era più buona, è molto più umida, guarda, più matura. E io per renderla più umida ho dovuto mettere il vino. Scusa. Amici, 6:30 della tarde, 6:30 di sera, abbiamo deciso di lasciare anche questa spiaggia. Ci siamo da ieri e vogliamo continuare a visitare Cefalonia, ma vogliamo anche lasciarla, quindi prima di lasciarla facciamo altre 2 o 3 tappe e poi ci imbarchiamo per la terraferma. In questi giorni dovremo anche rincontrare Rosario, mangiare una cosa insieme, stare in camper un giorno con pranzo, probabilmente, non è niente di sicuro. Anche questo parcheggio niente male. Sei pronta Ri? Vamos. Abbiamo trovato un parcheggio a 16 minuti, una decina di chilometri e dovremo rifermarci. Così stiamo continuando a fare il giro dell'isola. Ok. Vamos. Servizio in camera.